Eccoci qua, buongiorno a tutti e a te conduttore Daniele Muraro per l'introduzione degli ospiti. Grazie mille Francesco. Intanto buon pomeriggio a tutti gli amici di FVG Sport Channel BHTV e benvenuti a questa diretta delle 17 in questo speciale. Intanto ringraziamo il regista Francesco Tonizzo, che tutto questo è merito suo. Grazie Francesco. E ti ho fatto anche la sigletta, visto che roba... al volo, tu sei con le sigle, sei fantastico. Intanto, sì. allora diciamo, puntata speciale di BH, sarà uno speciale Lega Calcio Friuli Collinare. Parleremo un attimo della LCFC, di quello che sta facendo in questo momento di blocco per tutti, e lo faremo insieme al presidente della Lega, Daniele Tonino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a e voi. al vicepresidente Fabrizio Pettoello. Buongiorno. Salve Fabrizio. a tutti. Salve. No. E insieme al maestro dottor Franco Canciani. Ciao Franco. Che bene, Franco è rimasto bloccato lì, no? Eccolo. No? Però di Twitch ci facciamo. No, è che Franco è preoccupato che gli metto il timer, no? Ogni volta che comincia a parlare, quello. No? Quindi Daniele, la Lega come disposizione, come tutti gli sport in Italia, siete fermi anche voi? Logicamente, noi siamo ligi ai decreti e quindi abbiamo bloccato tutti i nostri campionati e stiamo aspettando. Sicuramente il tempo avanza e quindi a breve dovremo prendere delle decisioni. Comunque aspettiamo sicuramente innanzitutto quello che dice il governo, quello che ci viene dettato dall'alto. Questo è il primo punto. Sì, ma anche voi quindi siete come il resto degli sport, a parte il volley o il basket dilettantistico, che sono fermi. Voi siete sospesi, cioè seguite un attimo quello che è la direttiva FIDC, anche voi. Ecco, diciamo che seguiamo quello che dice la direttiva del decreto del governo, che mi piace molto di più. Sì, siamo sospesi, per ora siamo sospesi. Perché siamo sospesi? Perché hanno detto di sospendere, perché nessuno di noi sapeva o sa quanto questa crisi durerà e questo coronavirus continuerà a perversare su di noi, non sappiamo il futuro e quindi aspettiamo di vedere quello che ci dà. Sicuramente dovremo a un certo punto decidere una data, oltre quel limite non si può andare. Perché se vogliamo giocare ci devono essere anche tempi per giocare, giusto? Sì. E quindi adesso aspettiamo i tempi. C'è Pasqua, poi arriverà sicuramente un altro decreto, vediamo quello che succede, quello che non succede. Sicuramente in base a quello, in questi giorni il direttivo costantemente si trova e dovremo mettere all'ordine del giorno anche una linea di demarcazione che dice oltre questo non si va. Fabrizio, cosa dici? Sì, decideremo in assoluta autonomia, tenendo conto delle linee del governo nazionale e locale, poi non abbiamo altri, non dipendiamo da nessuno, quindi la nostra scelta sarà completamente autonoma, come è stata autonoma quella di sospendere il campionato prima che tutti gli altri li sospendessero, se vi ricordate. Noi abbiamo sospeso 2 giorni prima dell'emissione del decreto i nostri campionati, proprio perché avevamo la sensazione che la cosa stesse prendendo una dimensione tale che non consentiva la tutela della salute, che è un bene a cui noi teniamo molto, e quindi questi sono i riferimenti che abbiamo per quanto riguarda la decisione. Poi è chiaro che questa decisione abbiamo dei tempi per decidere, è chiaro che noi abbiamo come interesse quello di giocare, di divertirci, no? Sempre però che i tempi ci consentano, e di sicuro io non credo che i nostri campionati possano finire con l'assegnazione di titoli, promozioni e retrocessioni nel momento in cui non sono conclusi. E di conseguenza, cioè non è che possiamo dare
la vittoria a qualcuno a metà campionato per un po' di partite giocate, anche se fossero quasi tutte, se non ci fosse la matematica certezza, l'idea è quella che le retrocessioni, le promozioni e le assegnazioni dei titoli devono andare solo se si conclude un campionato. Per concluderlo mancano 10 partite, in alcuni campionati, in altri mancano di più. È chiaro che i tempi stanno diventando sempre più stretti per chiudere. Stiamo aspettando, diciamo, come diceva Daniele, un punto di non ritorno entro il quale potremmo già fissare per far capire quello che potrà essere il futuro. Comunque io mi sono dimenticato prima di dire una cosa e Ferdinando D'Amato mi coglie, mi dà là. Noi saremo qua in questa diretta per un'oretta circa, quindi se avete qualsiasi domanda da fare al presidente e al vicepresidente della Lega Calcio Friuli Collinare, commentate su i commenti della diretta Facebook di FVG Sport Channel, verranno direttamente qui sul nostro display e risponderemo a tutte le domande. E la prima domanda di Ferdinando D'Amato gliela faccio rispondere a Daniele a questo punto. Beh, guarda, la sto leggendo e mi sembra che Fabrizio abbia già risposto in parte. Non ci piace dare risultati sportivi quando la stagione è a metà, ci sono partite da recuperare, ci sono campionati fatti in varie fasi che non potrebbero essere, quindi quello come verranno dati punteggi, non punteggi, sicuramente sarà una cosa da analizzare campionato per campionato, però fondamentalmente a noi dare dei risultati sportivi quando una stagione è stata fatta metà non è una cosa che ci piace, decisamente. Noi in questo momento, io e Fabrizio, vi stiamo dando dei pareri seguendo una filosofia che ha sempre seguito la Lega Calcio. È logico che tutte le decisioni vengano condivise in riunioni con il direttivo, dove a volte ci ammazziamo fra di noi, dove sono rappresentate le varie squadre, perché calcoliamo che molti del direttivo sono anche presidenti o fanno parte di squadre che giocano in vari campionati, dagli over 40 al Collinare, eccetera, eccetera. Quindi noi stiamo, scusate che mi sono cadute qua, noi stiamo cercando di troveremo una soluzione. Ho una certezza, e questo lo posso già dire, che qualsiasi decisione noi prendiamo, ho la certezza che non accontenterà tutti, ma questo in queste situazioni è normale, no? Quello è normale. Questo è normale, sicuramente. Non so, apro una parentesi, non so se è casuale o no, ma vi ringrazio di aver messo in sottofondo le immagini della mia squadra. No, ma se dobbiamo tenere buono il presidente, sai com'è. Ah, infatti immaginavo, perché sì, era solo per ecco, questo. guarda, vedi Francesco. Ecco, no? Comunque sì, tornando adesso a bomba sul discorso, tutti i giocatori che incontrerete, tutti vorranno sapere tutti la stessa cosa farete di questo campionato, che risultati, come deciderete, che è la domanda che si fanno non solo nel campionato della Lega Calcio, ma in tutti i campionati. E come in tutti i campionati anche noi abbiamo difficoltà a decidere, è una cosa che prenderemo in direttivo e decideremo. In linea di massima non ci piace dare risultati sportivi quando non si è giocato, perché la Lega Calcio è un'associazione che fa giocare al calcio principalmente. Non vieni per non giocare, vieni per giocare, tutti. E quindi su questa base penso che partiremo. Poi decideremo in base al pensiero che arriva da tutti i campi. Ecco. Franco? No, si è bloccato Franco. No? Ah, eccolo qua. No, tornato. No, quello che dicono Daniele e Fabrizio, che saluto carissimamente, è assolutamente vero, specialmente, e lo vediamo in Serie A. Premessa, va detto perché abbiamo deciso di fare con Fabrizio, con Daniele e con Fabrizio questa trasmissione, che era giusto che parlassimo non solo della massima serie, che sembra sia l'unica cosa che conta nel mondo, cioè la massima serie di calcio, la Serie B già conta poco,
ma tutto il sottofondo, il sottobosco di squadre che giocano più che altro per divertirsi, ecco, grazie al regista che vi dà il countdown, che divertirsi con delle discipline dettate da una lega come quella friuli-collinare, che è certamente una lega molto il fatto che qualcuno sia scontento è matematico. Oggi ho visto che il vicepresidente o il presidente del Frosinone ha detto che impugnerà qualsiasi decisione che sospende il campionato. Io dico a tutti che questa situazione è assolutamente emergenziale e se tornassimo a giocare fra un mese o fra 2 mesi è perché ci saranno le condizioni per farlo. E secondo me più non prendetemi male, più basso il livello del campionato, nel senso che meno è importante dal punto di vista dell'audience il campionato, più fondamentale è che le condizioni di sicurezza siano mantenute, perché io sento già parlare in Serie A del fatto che vengano fatti dei tamponi obbligatori, no dei tamponi, scusatemi, dei test sierologici obbligatori il venerdì ai giocatori che vengono mandati in raduno, ma questa cosa non si può fare, in ritiro, ma non si può fare con una squadra che tutta la settimana lavora e si trova per giocare magari il giovedì. Come fai? Ti tieni 2 giorni fermi a casa perché non si infettino, ci sono dei rischi, quindi ci sono delle cose sovrane che sono racchiuse tutti quanti in una parola: la sicurezza delle persone che si radunano dentro un campo di calcio a 5 o di calcio a 11, quindi abbraccio forte a chi deve prendere delle decisioni, che più avanti fa il countdown, quello che mi mette anche il cardinale Tonizzo a fianco, e più sono vicine alla sospensione definitiva del campionato. Assolutamente sì, e quindi arrivando condivido appieno le parole di Franco e leggo quello che il signor D'Amato ci manda, no? Anche in questa risposta, per riattaccarmi a quello che dice proprio Franco, dobbiamo stare attenti a non confondere la Serie A con le realtà completamente diverse, cose che è stato fatto anche nei vari decreti. Si confonde sempre lo sport lassù con quello di base. Sì, che poi, Daniele, scusa, che poi sport quello non è, quello è spettacolo. No, lo sport è quello che si pratica, quello che si vede è spettacolo. Ecco, ma infatti decidere quindi loro... quindi lo spettacolo segue anche regole diverse e anche interessi diversi. Noi per esempio non abbiamo interessi economici, l'unico nostro interesse è di divertirsi. Allora, riprendendo quello che diceva Franco, vale la pena per divertirsi rischiare? E poi c'è un altro problema: mentre queste squadre hanno facciamo un esempio, l'Udinese decide di giocare, lo Stadio Friuli ce l'ha sempre a disposizione. Le nostre squadre devono combattere con dei campi che vengono utilizzati da tante squadre, non si sa quando recupereranno anche la federazione, che ha la priorità sui campi, non si sa dopo, perché dopo ci sono quelli che dobbiamo mettere a riposo il campo, eccetera, eccetera, tutte che sembrano stupidaggini, ma che nella realtà quotidiana di una piccola squadra amatoriale o dilettantistica diventano fondamentali. E quindi noi dobbiamo cercare di dare delle risposte che contemplano tutte queste sfaccettature piccole, ma che sembrano piccole, ma che in realtà sono grandi. Faccio anche l'esempio delle palestre. Durante l'estate i comuni prendono spunto che non ci sono attività per metterle a posto, e quindi non rimangono non a disposizione. Questo vale anche per i campi, ma questo vale anche per i campi che d'estate vengono riseminati, messi a posto. Quindi una proposta come una domanda, tipo mi aggancio alla domanda di Ferdinando, di finirla in estate inoltrata, potrebbe andare a inficiare anche un attimo la stagione successiva, no? Scusate, sì, si parlava prima con Daniele, no? Perché è un argomento su cui ci confrontiamo molto anche in consiglio direttivo, che abbiamo un po' stoppato. Saluto a proposito anche Massimo Di Giorgio, il grande campione. Io credo che ci siano anche altri problemi. Se noi ci trovassimo in questa situazione e qualche squadra non volesse giocare, cosa facciamo? Gli diamo partita persa? Anche quello volevo arrivare. Sì, sono problemi che e con che animo si dà partita persa a una squadra che lo fa per tutelare la salute dei propri giocatori?
Cioè è un po' in contraddizione con quelli che sono anche i nostri principi. Sì, ma io dico che va un attimo in contraddizione, però lo posso capire. Dopo ti do la parola, Franco, perdonami, che anche quello che chiede i campionati verranno finiti, ma se nel caso vengano bloccati, come vi comportate per le classifiche, retrocessioni, promozioni, robe varie, posso capirlo, perché comunque sappiamo bene che siamo tutti, andiamo a giocare per divertirci, siamo amatori fondamentalmente, però quando c'è qualcosa in palio si sa che tutti abbiamo lo spirito competitivo di avere qualcosa in palio, quindi posso capire la domanda che ti fanno, che di cosa avete il cosiddetto piano Marshall, cosa avete intenzione di fare nell'eventualità che tutto questo casino, io spero di no, ma che venga esteso ancora per troppo tempo per poter riprendere. Franco, scusami se ti ho interrotto. No, non mi hai interrotto, anzi, non vedo il cronometro, quindi non riesco a capire se posso partire o meno. No, ieri sera, a suffragio e beneficio di ciò che diceva Fabrizio poc'anzi, ieri sera ho ascoltato un'ammirabile intervista del signor Cellino, il presidente proprietario del Brescia, uno che ancora oggi, anche per denotarne la caratteristica, chiama i suoi collaboratori domestici servitori. Ecco, già capite l'individuo. E lui dice, fa capire che lui, se si dovesse rigiocare, lui non presenterebbe la squadra, anche se Ceferin, il presidente dell'UEFA, lo costringesse a farlo, perché prima viene la sicurezza. Allora, nel collinare sicuramente la questione, la parte ludica di divertimento di persone che lavorano tantissimo, grazie, ma anche no, guarda, a posto così, me lo ricordo benissimo. La parte ludica viene prima di tutto, gente che, persone che lavorano tutta la settimana, si rilassano, si stendono, poi vanno a bersi un bicchiere fuori, ridono, si sfottono se uno ha sbagliato un gol a porta vuota, cioè, non ci sono polemiche, almeno spero, anche se vedendo le vostre no, hai ragione Franco, hai ragione, non ci sono polemiche se interpretano la materialità come dovrebbe essere interpretata. Se si sentono invece dei professionisti e vogliono imitare i professionisti, le polemiche ci sono, perché usano gli stessi concetti che sono ridicoli nell'ambito amatoriale. Esatto, e qui volevo arrivare, cioè l'unica maniera che voi poteste avere presto o tardi per ricominciare a giocare in una situazione che non è di perfetta sicurezza, e non lo potrà mai essere, a meno che voi per 2 anni non giochiate, perché per i prossimi 2 anni, signori, gli ammalati ci saranno sempre, non verrà fuori alle ore 18 il dottor Borrelli con il dottor Busaferro a farci la conta dei morti, ma il virus girerà, non è che viene eliminato come il fumo di una sigaretta. Bisogna che tutte le società firmino un documento che attesti che loro giocheranno tutte le partite che la Lega richiederà e riterrà opportuno vengano giocate. È chiaro che chi è ultimo in classifica come Brescia con 40 punti dalla penultima, il documento non lo firma, no? Se non interpreta perfettamente l'amatorialità e la mutualità dello sport, per cui è veramente complicato chiudere una stagione, e più si scende non di livello sportivo, ma di livello, diciamo così, agonistico, più è difficile questa cosa, andando avanti e con tempi molto risicati. Secondo me, paradossalmente, anche se so che non è proprio così, la situazione dei campi, la logistica è la meno importante. La più importante è mettere insieme le teste, e mi pare che di teste ne avete tante e molto diverse una dall'altra. Allora, volevo fare una precisazione, perché molte volte capita, quando parlo di amatorialità, che sembra che siano questi qua che vanno a giocare, vincono, perdono, non gliene frega niente. No, togliamoci dalla testa questo. Quando uno entra in campo, entra sempre perché ha voglia di vincere, e quando fa un campionato lo fa perché lo vuole vincere. La differenza sta magari in come interpreti dopo l'amatorialità, cioè capita di perdere perché hai l'avversario più forte, capita di perdere perché hai sfiga, capita di perdere perché l'arbitro non ne ha azzeccata una, ti ha dato rigore contro il 90esimo. Ecco, lì è come la prendi, se vuoi avere il VAR, se vuoi avere il processo del lunedì, del martedì e mercoledì, oppure dici, cavoli, stavolta è capitato a me, la prossima volta capiterà a qualche altra squadra e cercheremo di vincere la prossima, punto. Questo è diverso, però che si entra in campo senza voler vincere, questo no. Cioè, giusto così per dirvi, entravano in campo anche le squadre che avevano Fabrizio in porta, sapendo quale poteva essere il risultato. Quindi significa proprio voler vincere a tutti i costi.
nonostante un handicap iniziale non indifferente. Questo lo dice perché quando abbiamo giocato assieme non mi ha mai segnato. Sì, perché io faccio anche del sociale, capite? Facendo anche del sociale non potevo infierire. Poi vi faccio vedere una foto quando ho sbagliato l'ultimo gol davanti a me, da solo. Lì tengo a precisare che a momenti doveva andare a fare un'operazione per diventare Robocop e non potevo infierire più di tanto. Ok, però a parte questo, nonostante tutto, anche se io e Fabrizio ci prendiamo in giro, quando entriamo in campo entriamo per vincere, come tutti gli sport. È logico che dopo, quando si va, se interpretiamo invece l'amatorialità che si può perdere, che succede, dovrebbe diventare elementare prendere anche qualsiasi decisione senza problemi. In realtà purtroppo sappiamo che questo non è, specialmente torniamo anche da noi, abbiamo gli stessi problemi, le squadre prime in classifica sicuramente la vedono in una certa maniera e le squadre ultime la vedono in un'altra, e quindi dovremo pensarci. Ecco, vedi, il nostro amico da casa sta praticamente dicendo quello che diceva prima Franco, cioè ci saranno dei protocolli da seguire, ma chi si assumerà la responsabilità? I presidenti delle singole squadre, no? Sì, quando si parla di salute è la cosa molto più importante del calcio, comunque grazie a voi che ci mettete la faccia, insomma. Qualsiasi decisione, suppongo che dica qualsiasi decisione che prendete... però parliamo di protocolli, di queste cose che non sono di competenza nostra, ecco, cioè allora i protocolli verranno fatti dal governo, dalla regione, e è evidente che il presidente dell'associazione ne è responsabile, questo è per legge e su questi aspetti non possiamo incidere. Certo che non si potrà giocare con le mascherine, come questo è poco ma sicuro. Però in Nicaragua sta giocando in Kirghizistan, uno dei paesi. Sì, no, in Nicaragua è normale, in quell'altro, sì. In Kirghizistan si gioca con le mascherine. Poi mettono i morti sulle strade, no? Non importa. Lì però subentra una cosa. No, volevo rispondere a Daniele. Io sulla amatorialità e come le intende lui sono d'accordo, però mentre nel calcio professionistico o semi-pro, quando esce la partita non è affatto finita, a me piace pensare che invece nel Friuli Collinare sia finito. Poi vedo che c'è anche la richiesta di poter ricusare gli arbitri, forse questo non è proprio così, c'è sempre questa zona grigia. Comunque, no, Andrea ha ragione, e io penso che, conoscendo Daniele bene, così non meglio Fabrizio per più lunga frequentazione, ma anche Daniele, avendolo conosciuto più recentemente, penso che non prenderanno alcuna decisione a cuore leggero, fregandosene di quello che potrebbe essere anche il minimo rischio per chi entra in campo, insomma, a prescindere dalla logistica. Assolutamente. Sì. No. Guardate che immagini bellissime di calcio, guarda che bello. Solo quello LCA contro Sur. No? Certo è che questo do quasi anche un assist al presidente Tonino sul fatto che il discorso dell'amatorialità a volte è più sentita a livello emotivo una partita tra amatori piuttosto che una partita professionistica. Sicuramente, non ho detto questo. Quando entriamo in campo, veramente, poi ci sono anche nei nostri campi i derby, le squadre che si incontrano da 30 anni sullo stesso campo, è una cosa molto bella, e poi magari si incontrano anche nel terzo tempo, è una cosa bellissima, è quello che fa la forza anche del Collinare, non c'è ombra di dubbio. Sì, ma poi voglio dire, il calcio senza agonismo che senso ha? Cioè, non esiste. Nessuno, chi mai è entrato in campo per vincere? Un discorso è cercare di vincere, un discorso è cercare di vincere a tutti i costi, che sono due concetti diversi, no? E questo secondo concetto non dovrebbe albergare non dovrebbe albergare mai nessuno, ma si sa, se ci sono interessi economici tutto è più giustificato, ma da noi, come dicevo prima, è risibile, insomma, no? Che ci siano certi concetti o certe prese di posizione o atteggiamenti che sono copiati da un mondo che non ci appartiene. Daniele, in questo periodo che ovviamente è un attimo di stasi per la Lega Calcio Friuli Collinare, a parte le decisioni che dovete prendere seguendo un attimo i decreti del governo e le linee guida che verranno date dall'alto
e voi cercherete di recepire. Siete comunque operativi come LCFC, avete qualcosa in mente per anche quando tutto sarà finito e si ripartirà finalmente come se nulla... No, non è vero che si partirà come nulla fosse successo, perché questo non succederà. Però state cercando di investire questo, ahimè, tempo libero per dare qualcosa in più alla Lega Calcio? Allora, questo tempo qua lo stiamo sfruttando. E probabilmente... Scusami che ti interrompo, questa è la domanda di Francesca, la stai leggendo? Così gli rispondiamo. Sì, stavo proprio leggendo mentre ti rispondeva. Anche questo è un problema vero. Anche questo è un problema vero. È un problema che mi è pervenuto in questi giorni, perché qualche tesserato, qualche squadra mi manda qualche WhatsApp piuttosto che email, e anche questo è vero. In questo momento fare una visita medica è impossibile, perché sono tutte bloccate. Quindi quelli che ce le hanno scadute sono esclusi. Anche questo è un problema. Vedi, come ti dicevo, quando noi prendiamo una decisione... a me capita, giusto così per fare un esempio, tu sei stato presente anche a delle riunioni che abbiamo fatto con le squadre, no? Le squadre hanno una visione, molte volte, non tutti, molti sono molto lungimiranti, però qualcuno ha riferito al suo girone, al suo pezzo di campionato, che ha un problema, ma magari questo problema negli altri gironi e in tutto il collinare non c'è. Quindi mentre per quella squadra quel problema è fondamentale, per il resto del collinare non lo è. Quindi noi quando facciamo una norma, una modifica o qualche cosa, dobbiamo far sì che questo coinvolga un numero forte dei nostri tesserati, non soltanto quella squadra o quel girone. E quindi quando prendiamo delle decisioni cerchiamo di prendere più notizie da tutte le parti e di mettere insieme tutte queste variabili che possono influire in tutto il collinare, in tutti i campionati che abbiamo. Questo è un altro che dobbiamo mettere dentro il calderone per delle decisioni che dobbiamo prendere. Non sono, come ho precisato adesso, non è che non vogliamo prendere decisione, perché l'abbiamo sempre presa, la prenderemo. È sicuramente una decisione che va meditata, seguite le linee guida come avete detto voi, e poi prese noi le nostre decisioni. Ciò non toglie che in questo periodo non stiamo con le mani in mano, utilizziamo, come in questo momento facciamo noi, le videoconferenze, facciamo delle varie commissioni con il direttivo e facciamo dei direttivi continui in cui cerchiamo di analizzare varie parti della nostra normativa, varie problematiche che sono saltate fuori. E poi, siccome lasciamo troppo spazio a Fabrizio, lui arriva con le novità e qui sono dolori. Perché adesso, se abbiamo il tempo a disposizione, perché è una cosa abbastanza, l'idea che gli è venuta in mente, che tengo a precisare, è un'idea che lui caldeggia da tempo, è un'idea che il direttivo non ha, che sicuramente il direttivo ha nelle sue corde, però è un'idea rivoluzionaria. Tutti i campionati del mondo ogni settimana hanno un comunicato ufficiale che dice tutto. Ecco, noi lo vogliamo eliminare. Noi lo vogliamo eliminare. La Lega Calcio Friuli Collinare è famosa per essere i primi al mondo a fare le cose. Lo sappiamo. Allora, sulla spiegazione sulla soluzione del comunicato online lascio poi parlare Fabrizio, che si destreggia della sua... al nostro amico Zanello che ci scrive da casa. A Zanello diciamo che non siamo in grado di rispondere, ovviamente, perché di solito queste decisioni prendiamo in consiglio direttivo e qua ci sono 2/15 del direttivo e di conseguenza non abbiamo possibilità di impegnare niente. Io ritengo che se non si chiudessero i campionati si annullano, con le conseguenze di un annullamento. Questo è il mio pensiero. Che si spera non l'ho detto anche prima all'inizio della si annulla. Non esiste che, cioè, per me non esiste che si attribuiscano titoli sulla base di un campionato giocato a metà. Non è serio.
Comunque Fabrizio, Daniele ti ha dato l'assist per la tua idea del Ma allora, aspetta, se inizia Fabrizio vado a prendere il cuscino un attimo. Allora, no, volevo dire che stiamo approfittando molto di questo tempo a disposizione, perché ci sentiamo in videoconferenza ogni 2 giorni, 3 massimo, e quindi sono riunioni in continuazione. Ieri ne abbiamo avute 2, domani mercoledì ne avremo sia il direttivo sia a seguire la commissione per la rivalutazione della Coppa Amatori, che è questa novità che abbiamo introdotto in sostituzione della Coppa Disciplina, che è un concetto molto più ampio, e quindi i tavoli di lavoro sono tanti. Stavamo pensando, se le cose continuano così e quindi c'è del tempo a disposizione per questi incontri, di ragionare più seriamente su quello che era un'ipotesi affascinante, e cioè dell'eliminazione del campionato, del comunicato ufficiale. E cioè, voi sapete che oggi come oggi già abbiamo uno strumento che è più importante del comunicato ufficiale ai fini delle squalifiche, che è la lista gare, cioè la lista che i dirigenti possono stampare e che viene letta dall'arbitro all'inizio della partita, prima dell'inizio della partita, per identificare i giocatori. In questa lista c'è scritto se un giocatore è squalificato o non è squalificato, e anche se il dato fosse sbagliato è un dato determinante e decisivo, perché non può essere messo in discussione da nessun altro dato. Quindi se risulta non squalificato, il giocatore può giocare comunque, anche se teoricamente lo fosse stato. Questo consente un abbassamento del livello burocratico, di quegli adempimenti che devono essere fatti all'inizio della gara, e di tutte questi adempimenti che vengono poi posti a carico del dirigente, che ne ha già abbastanza. Quindi si va in campo per giocare, e meno pensieri ho, meglio sto. Noi siamo un po' di questa idea, un po' cerchiamo di essere più pratici possibili. È chiaro che l'eliminazione del comunicato ufficiale consentirebbe non di avere un comunicato che esce una volta alla settimana, e da quel momento hanno vigore tutte le sanzioni, tutti i provvedimenti, qualsiasi decisione che viene presa, e per noi viene emesso il giovedì e quindi ha efficacia dal venerdì successivo, ma con un comunicato che diventerebbe dinamico avrebbe efficacia nel momento stesso, diciamo il giorno dopo della decisione del provvedimento, e quindi il dirigente, entrando nella propria area, si troverebbe a stampare la lista gara e a guardare quello che c'è scritto nella lista gara, con gli eventuali provvedimenti che verrebbero stampati in un foglio allegato, e questo gli darebbe una visione completa di quello che è il proprio girone, le cose della propria squadra, degli avversari, e ovviamente sarebbe in grado di verificare tutta la situazione, generando un comunicato ogni volta che vuole generarlo per quella determinata data. Non so se sono stato chiaro, perché spiegare queste cose sembra complicato, ma in realtà poi in pratica diventano molto semplici. Ma sì, un po' come tutta la tecnologia, dai. Diciamo che il bello di questa idea è appunto anche l'applicazione immediata di un'eventuale sanzione, invece che aspettare giovedì, quando esce il comunicato ufficiale. No? Esatto. No? Sarebbe tutto efficace, diciamo, il giorno, se il giudice prende la decisione il mercoledì, questa sanzione sarebbe efficace il giovedì. Quindi praticamente, se tu giochi giovedì, dovresti stampare la lista il giovedì stesso, o altrimenti potresti generare un comunicato, ma che lo puoi fare anche col tablet, quindi puoi verificare col tablet piuttosto che col cellulare, quindi puoi verificare la situazione in qualsiasi momento per tua tranquillità. Diciamo Daniele, che poi è il passo più breve per arrivare anche all'eliminazione della lista gara, che dovrebbe essere dovrebbero entrare solo per giocare, ed è l'arbitro che nel tablet dovrebbe fare il riconoscimento dei giocatori, quindi non dovrebbero esserci neanche questo problema. Cioè, insomma, c'è una digitalizzazione della Lega Calcio pluricomunale, sì, Daniele, abbastanza importante, no? Ma sai, io sono
Ti posso solo dire, quando parlano di informatica, se io rappresento l'informatica della Lega Calcio, ai ai ai, però sono utilissimo, perché i nostri informatici quando fanno qualcosa la fanno provare a me. Se ce la faccio io, ce la fa chiunque. Ecco. No? Quindi è fondamentale questo è un dato di fatto. Perché se l'informatica, se la digitalizzazione deve complicare, allora non è un aiuto. Se invece semplifica quello che devono fare i nostri tesserati e i nostri dirigenti, allora è un grande aiuto. Io penso che negli anni la Lega Calcio, a parte adesso che abbiamo riscoperto la bellezza di fare le riunioni, magari con un buon bicchiere di vino, tu ne sai qualcosa, e anche le squadre, è una bellezza, ma altrimenti grande riunione ne facciamo una all'anno. Le squadre, per fare il tesseramento integrativo, per fare tutte le cose, devono consegnare la lista gara all'inizio dell'anno, poi possono fare tutto da casa con un computer, stampo, faccio, arriva il tesseramento integrativo, fanno tutto. Quindi è una cosa decisamente... È un grosso aiuto. Un grosso aiuto, perché noi dobbiamo salvaguardare chi gioca a calcio, ma anche chi li fa giocare, che non siamo noi, ma sono i presidenti e i dirigenti delle loro associazioni. Ed è dei personaggi che sono fondamentali per lo sport, fondamentali, allo stesso livello dei giocatori. Noi abbiamo delle squadre che smettono di esistere non perché non hanno i giocatori, ma perché chi organizzava si è rotto le scatole. No, ma infatti, guarda, io l'ultima riunione che ho seguito vostra, questo dei dirigenti, è un problema molto sentito sulle squadre amatoriali, perché effettivamente, come hai detto tu, sappiamo benissimo come in tutte le associazioni e in tutte anche le squadre, ci sono sempre quelle 2 o 3 persone che portano avanti la baracca per tutti. No? Ma io mi sono confrontato con varie sport, varie federazioni. Il problema dei dirigenti è un problema totale nello sport, sì. Totale, perché è un impegno, è una responsabilità. E lo diventa sempre di più per gli adempimenti burocratici che vengono imposti logicamente, no? Tipo, non lo so, il registro CONI è una cosa scellerata che è stata fatta per andare a colpire dei soggetti che sono assolutamente in grado, per esempio le finte associazioni, per esempio quelle delle palestre, invece di colpire chi usa questi strumenti qualificandosi come associazione invece che come società, si vanno a gravare gli adempimenti delle associazioni e così si impegnano eccessivamente i presidenti, i dirigenti e tutto questo va a discapito dell'organizzazione. Mentre sarebbe più corretto, a mio avviso, andare a colpire chi usa degli strumenti che non dovrebbe utilizzare. Ma si sa che purtroppo c'è sempre chi approfitta. Sì, ma tu pensa, no? Tutti. Che per tutti gli adempimenti del registro CONI lo deve fare il presidente di un'associazione, vero? Perché poi è lui che fa tutto, telefona ai giocatori perché vengano a giocare e fa tutti gli altri adempimenti. Quanto invece sta un dirigente di una palestra a farlo? Lo dà la sua segretaria, lo fa. Quindi questo adempimento non pesa niente a chi imbroglia e pesa a chi non imbroglia. Franco? Io ho visto una cosa che mi ha scioccato molto poco fa. Il ministro? Non so, io penso che l'altro giorno non si parlava con Giacomo Galanda, lo dico magari a Fabrizio e Daniele che non si erano seguiti, giocatori di pallacanestro, medaglia d'argento alle Olimpiadi, oro, argento agli europei. Adesso è introdotto nella federazione, è abbastanza politicizzato nel senso buono del termine, perché non è sempre una parola buona per tutti. Ecco, e parlava giustamente della differenza tra Italia e Stati Uniti, dove negli Stati Uniti lo sport è alla base di tutto, non solo della scuola, proprio perché la sportività è portata avanti come criterio educativo della famiglia fino agli ambienti di lavoro. Non a caso sia alle high school che nei college gli atleti giocano a diversi sport. Ecco, sapere che in Italia abbiamo certi ministri dello sport, io penso che mi deve solo portare a pensare che per avere
non dico un sistema del genere, ma un avvicinamento a un criterio di sportività che sottende a ogni attività dei nostri ragazzi, mi dovrebbe solo portare ad emigrare. Io spero che Roberto Mete mi possa assistere legalmente se il dottor professor Spadafora dovesse lamentarsi della mia disistima nei suoi confronti. E lo dico da quando ha fermato le squadre di calcio sugli scalini di uno stadio, che poi, tra altre cose, la sua decisione è stata sovvertita dalla federazione, lui si è anche arrabbiato, quella partita ha prodotto 0 contagiati, e allora di cosa stiamo parlando? Quindi faccio fatica adesso a riconnettermi con la realtà. Detto questo, io penso che burocratizzare le categorie più dedite alla parte amatoriale, agonistica amatoriale, più che quella professionistica, sia una maniera come un'altra per allontanare la maggior parte delle persone dallo sport. Perché se ogni cosa, io capisco, le visite mediche devono essere assolutamente garantite, ma se mi parla di registro CONI, io non voglio neanche sapere cosa sia il registro CONI, non lo voglio sapere, perché immagino che sia una cosa del tutto inutile, una serie di è pura forma, niente sostanza, è pura forma. Ecco, come dicevi tu, oserei dire anche un furto. Sì, poi ovviamente ha un costo, perché tutte le modifiche che vai a fare, ovviamente devi andare a pagare la tua tassa, quindi è la solita tassa che viene caricata, è un modo per caricare, ma è un modo per portare all'esasperazione chi si impegna per far sport e non creare nessun problema a chi ha usato delle vesti giuridiche non corrette per svolgere la propria attività. Cioè è una concorrenza sleale, perché le associazioni hanno dei vantaggi fiscali e quindi tu ti dai una veste giuridica per trarre questi vantaggi fiscali quando invece sei una società. Chiaro. E invece di andare a colpire queste società, cosa fanno? Caricano di adempimenti formali le associazioni che già fanno fatica, ma parlo anche dei dilettanti, non stiamo parlando, parliamo di tutto lo sport. Caricano di adempimenti formali le associazioni, che poi si trovano, le associazioni, parliamo di associazioni, sono tutte associazioni, le società sono solo quelle professionistiche, vengono chiamate società, ma in realtà sono associazioni, io tengo a precisare, perché la differenza è che le associazioni non hanno scopo di lucro, mentre le società hanno proprio l'obiettivo di fare soldi, insomma, ecco. Volevo fare un piccolo appunto, perché ne sono abbastanza orgoglioso, non io come Lega Calcio, ma delle associazioni che fanno parte della Lega Calcio. Pur essendo, come sentite, sia Fabrizio che io non molto favorevoli a questo registro CONI, ritenendo una cosa ingiusta, siccome però una legge dello Stato, la normativa dice che bisogna fare questo, abbiamo messo a disposizione la nostra segreteria, abbiamo spinto, abbiamo contattato tutte le squadre, gli abbiamo rotto le scatole, ci abbiamo messo un anno, e dica sì un anno, ma presumo che siamo, come mi dicono anche da Roma, quelli dell'ente promozione della Libertas, una mosca bianca, perché possiamo dire che la quasi totalità delle nostre squadre è perfettamente registrata al registro CONI. Quindi non è proprio elementare, perché uno deve andare a cercare, non è stato facile, perché uno deve andare a cercare il suo statuto che l'ha fatto nel 1974, non sa dove fare, non corrisponde, deve riscriverlo, deve ripresentare, andare giù all'Agenzia delle Entrate, deve ripresentarlo e deve fare il codice fiscale e la partita IVA se ce l'hai, e quello e quell'altro, che sembrano banalità, ma ricordando che i nostri dirigenti lo fanno per puro divertimento, questo non sono banalità. Non sono più banalità, anche perché se ti devi perdere la tua... Io che sono datemi un paese, Taipana, ho la squadra taipana, mi devo prendere, devo andare giù all'Agenzia delle Entrate, devo consegnare, devo perdere tempo. E devo pagare la solita gabella. E devo pagare 300 e passa euro. Però. O 250, quello che è. Quindi, sì, non è proprio... E dire che la quasi totalità delle nostre associazioni è in regola
faccia una sfida con qualsiasi altra associazione e federazione per vedere se hanno le stesse percentuali. No, Daniele, guarda, posso dirti, io sinceramente non avevo alcun dubbio che, che fossimo fra i primi in Italia nel rispettare queste direttive. Beh, posso dirti che da statistiche il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sono quelli che lavorano meglio in questo senso, più ligie, più attente, più tutto. Sì, però fa anche parte, oltre all'aiuto che abbiamo dato sicuramente, io credo che faccia parte anche del carattere del friulano. Sì. Se voi vedete, siamo la popolazione che è meno sanzionata per uscire di casa, e questo possono attribuirsi meriti chiunque dei politici, però secondo me il merito è assolutamente del nostro senso civico. Assolutamente. Posso chiedervi da profano a cosa serve questo registro CONI? Cioè, qual è l'utilità che viene... Il registro CONI è un modo per... allora, siccome ci sono determinati adempimenti statutari, cioè lo statuto deve avere determinate caratteristiche. Chiedo Daniele che c'è stata... che sono di carattere democratico queste caratteristiche, perché qual è l'obiettivo di queste caratteristiche che impongono la democraticità dell'associazione? Che il presidente della palestra non sia presidente a vita, perché se no non è un'assemblea, non c'è un'assemblea e quindi non c'è un'associazione, perché l'associazione, l'elemento fondante e fondamentale è l'assemblea, cioè tutti quanti soci, mentre se c'è sempre lo stesso presidente è una società, no? Perché è lui che comanda, è lui che decide, mentre deve essere invece l'assemblea, i soci che decidono. E quindi ci sono determinati requisiti formali. Loro pensano che se io ho questi requisiti formali sono a posta, ma il presidente della palestra domani nomina sua moglie, domani nomina sua zia ed è a posto formalmente, ok? Tutti questi adempimenti vengono con il registro CONI messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che quindi può controllare se tutto è in regola, perché se non fosse in regola non sarebbe un'associazione, ma sarebbe una società, e quindi non usufruirebbe di quei vantaggi fiscali che vengono riconosciuti invece alle associazioni. E questo, scusa... In estrema sintesi, No, io capisco perfettamente. È leggermente più complesso, ma banalizzandolo è questo il problema. Ma la cosa ha un senso, no? Per riuscire a distinguere appunto chi sta e chi invece lo fa a scopo, a chi è una ASD, insomma, per dirla in maniera acronimica. Sì, ma la soluzione, come al solito in Italia, si fanno norme abnormi invece di andare a colpire i responsabili. Mentre le norme dovrebbero essere semplici. Ma sai Fabrizio, come nel calcio, io da tifoso dell'Udinese, da ex presidente dell'associazione, ti posso dire che 3/4 delle norme che vengono applicate per i tifosi in Italia sono punitive per forse 0,5% dei tifosi. È sempre questo il concetto con cui viene fatto. Però pagano tutti. Certo. Ma la mia domanda era prodromica la seconda, perché per dimostrare che io sono un'associazione, non una società, devo pagare dei soldi? Cioè, perché devo pagare 250 euro? Perché devi perché se devi modificare lo statuto devi registrarlo, e lì c'è la gabella. Vabbè, capisci perché in questo paese non diventerà mai 2.0? No, la gabella. Ma il nostro paese non diventerà mai 0.0 fin quando ci saranno i bolli. I bolli sono stati introdotti da Napoleone, ma voi vi rendete conto? Le marche da bollo è un concetto napoleonico da cui non ci siamo riusciti a liberare, ed è un concetto ancora analogico, per cui non passerà mai al digitale. Insomma, di Napoleone abbiamo ancora tante norme, quello di non poter costruire delle attività legate all'alimentazione vicino ai cimiteri, fuori dalle città, tutte norme napoleoniche che noi quasi pedissequamente seguiamo. Beh, ma insomma ci sono anche delle cose igieniche come nelle norme. Vedi che allora Napoleone forse aveva ragione, i bolli no, dai, bisogna andare a non ci siamo liberati dal bollo. Bon, Daniele, tra le altre cose, adesso abbiamo capito che vi riunirete nelle prossime settimane
come consiglio per cercare un attimo anche giorno dopo giorno per monitorare la situazione, per vedere come andare avanti. Poi sicuramente lo farete presente con un comunicato che gli amici da casa potranno leggerlo sulla vostra pagina Facebook, sul sito, lo manderete alle società, quindi anche sui giornali, suppongo, perché ha ampia diffusione, anche perché ti chiedo, che non me lo ricordo, ne facevo parte, ma non me lo ricordo, a oggi la Lega Calcio Friuli Collinare quante squadre conta? Fra 11 e 5. Come squadre sui 280. Quindi stiamo parlando di 8.000 tesserati, dai. Ecco, quindi non stiamo parlando della palestra di 20 persone iscritte, stiamo parlando di un'associazione che ha l'onore, diciamo, di onere e onore di gestire quasi 5.000 tesserati. Quindi non è una monata. 8.000. Scusa, ho capito male. 8.000. Sì, tengo a precisare che noi faremo questa decisione, la comunicheremo, logicamente la comunicheremo con i nostri mezzi, poi se qualche giornale, qualsiasi dei mass media è interessato, noi siamo sempre a disposizione. Diciamo che i giornali non sono molto interessati a noi in genere. Ora, questo è stato il primo invito, insomma, da parte di FUG Sport Channel, a un discorso che è già iniziato qualche mese fa, se ci ricordiamo. Sì, quindi noi siamo, visto che adesso ci tocca lavorare in home edition, così è anche, tra virgolette, un po' più semplice, tra virgolette. Quindi, ecco, il regista infatti fa la cosa così. Quindi per qualsiasi novità che avete, noi siamo disponibilissimi, presenti qua per voi, per darvi tutto lo spazio necessario alla Lega Calcio Friuli Collinare, che è il vero fondamento di questa regione. Grazie. Posso fare una domanda? Ultima domanda, poi potete... No, abbiamo ancora 8 minuti, tranquillo. No, perché ho visto spuntare il regista cronometro fine. No, però allora, il conduttore aveva detto che si fa una trasmissione da 40 minuti, adesso dice che ne abbiamo ancora 8. Ma dopo ti avevo detto un'oretta. No, la mia è l'ultima domanda, è molto sintetica, ma è anche una domanda pratica e forse neanche tanto intelligente. Allora, le categorie superiori dicono che per cominciare, se l'attività di allenamento comincia a maggio, hanno bisogno le squadre di 2 settimane per poter presentarsi in campo, e queste settimane saranno obbligatorie, cioè nessuna squadra potrà giocare senza allenarsi. Voi, che avete magari delle caratteristiche diverse, imporrete dell'allenamento prima per evitare che i ragazzi si facciano male, o come nel mio caso ex ragazzi si facciano male, oppure una volta che si apre, si dovesse aprire, si aprirebbe? Quando apriamo. Ok. Punto. Non riusciamo a gestire, non sappiamo, ci sono squadre che non fanno allenamento, squadre che lo fanno, squadre che non hanno voglia, squadre che hanno voglia, non ne abbiamo la più pallida idea, non so se hanno a disposizione i campi. Noi gestiamo i campionati, se c'è la possibilità di giocare, diciamo da quella data si ricomincia. Punto. Ok. Fabrizio? Grazie a tutti, è stato un piacere stare assieme, complimenti al regista che ha gestito. Ma fermi tutti, perché io avrei una domanda sia per Daniele sia per Fabrizio, che tanto insomma possiamo stare ancora qualche minuto. Le amministrazioni comunali vi danno dei contributi, e se sì, avete qualche notizia che proseguiranno anche nei prossimi tempi oppure no? Io ti posso rispondere come Lega Calcio Friuli Collinare: no, ma le nostre associazioni ci sarà sicuramente qualcuna che ha dei piccoli contributi comunali, sicuramente. Non so se continueranno a darglieli, non ho la più pallida idea. Ti parlo io per esperienza personale, avendo anch'io, oltre ad essere con la Lega Calcio, anch'io una mia squadretta. Mi preoccupa il fatto che ha detto Fabrizio prima, che c'è sempre lo stesso presidente, perché io nella mia squadretta sono sempre stato io presidente, comincio a avere qualche preoccupazione adesso. Però negli anni ho avuto i contributi da parte anche del comune, sto parlando di qualche centinaia di euro per quanto riguarda la mia squadretta, che è una squadretta del tubo, ma sicuramente molte nostre squadre si sono trasformate nella squadra che rappresenta il comune, perché magari non c'è la presenza della squadra FIGC, o perché molte volte nelle nostre squadre giocano quelli che si incontrano sempre nel bar del paese, quelli che giocano nella fabbrica del paese, quelli che sono sempre nel paese e quindi rappresentano il paese, e quindi gli amministratori sono molto attenti
in questo e hanno qualche piccolo contributo. Adesso la situazione, probabilmente questa situazione particolare di emergenza potrebbe influire molto anche sui contributi, perché il comune forse avrà altre priorità. Questo non lo so, non voglio entrare nel merito dei comuni. Comunque sì, qualche squadra nostra aveva sicuramente dei contributi da parte dei comuni e sicuramente cercherà di riaverli. Ma un contributo può essere anche avere l'uso del campo sportivo senza... Assolutamente, senza pagarlo. Soprattutto averlo quantomeno a prezzo ragionevole. Esatto. Vedi, cioè, il discorso del campo sportivo è che non ha senso che venga dato gratuitamente o a prezzo agevolato per un soggetto che non è contribuente del comune. Cioè la pubblica amministrazione dovrebbe vedere solo se sei contribuente del comune o no, perché con i soldi di quel contribuente è stato fatto l'impianto sportivo, non con i soldi di uno che non c'entra niente con quel comune. Chiaro. Posso dire una cosa? Non c'entra nulla. Hanno ufficialmente annullato il campionato di A2 di basket. È un notizia ufficiale di Petrucci, lo volevo dare perché forse ne hanno già parlato prima a due come noi. No, Franco, stai dando tu la notizia in anteprima, in diretta ai nostri amici. È vero, perché il comunicato di Petrucci è del 17-26, quindi il presidente Petrucci, accogliendo la richiesta presentata dal presidente Basciano, dichiara concluso il campionato di A2 maschile. Adesso rimane solo la 1, ma penso che non... Ma io leggevo adesso su Sky dalla 1 che diceva che... Era veramente un'anteprima. Il concetto di concluso vuol dire assegnare, il concetto di annullare vuol dire non assegnare. No, ma nel caso della 2 è concludere, vuol dire non assegnare, perché... e quindi annullare. Il meccanismo prevede, sì, esattamente. Potrebbe essere formalmente sbagliato, è giusto come dici tu. Per lui concluso vuol dire che si conclude con le partite giocate, che sono poi asimmetriche, perché alcune squadre hanno giocato tutta la regular season, altre, come per fortuna pensa a Francesco che ti voleva mandare a Orzinuovi nel Bresciano, a Montichiari, a riprendere una partita in pieno coronavirus. Pensa quanto sono intelligenti alcuni. Tra l'altro, essendo noi stati 10 giorni prima, se ti ricordi, eravamo a Piacenza contro la squadra di Codogno, per cui sì, esatto. Con Coach Martello che mi raccontava che mezza squadra è a Piacenza, tutta la dirigenza è a Codogno, quella dirigenza era sigillata e la squadra no. Comunque, sì. No, concluso nel loro caso è non verrà assegnato nulla, adesso si deciderà cosa fare, perché vi rubo un secondo al Friuli Collinare, ma penso che possa essere anche relazionato. La A2 non è un campionato professionistico, per cui ci sono molti pochi soldi che girano e adesso vedremo quando si riparte, come si riparte. Addirittura io so per certo che 3 squadre di A1 hanno già chiesto l'autoretrocessione in A2 perché non hanno i soldi per fare l'A1. Di questo si parla, quindi Spadafora metterà mano al portafoglio, ma non penso che potrà farlo a pioggia, oppure alcune società spariranno inesorabilmente. Allora, ti do un altro dato, perché parlando anche con altri giornalisti o comunque con gente che si occupa di calcio, in questo caso però FIGC, non amatori, FIGC, dalla Serie B alla Serie D da settembre ci sarà, si stima, dal 30 al 35% in meno di società iscritte. È un terzo dell'intero monte squadre in Italia. Sarà un'ecatombe, ed ecco perché sono ancora più importanti probabilmente le società che fanno capo alla Lega Calcio Friuli Collinare, gli amatori, come nel vero senso della parola. Esatto. Sicuramente ci sarà un cambiamento epocale nel mondo dello sport, perché verranno a mancare tanti soldi che prima arrivavano da sponsor, aziende, eccetera, eccetera, e non pensate che il Collinare ne sarà esente. Spero di il contrario. Però sai, è un'altra realtà. È un'altra realtà, però gli sponsor è sempre difficile trovarli. Già prima, figurati adesso. Sì, certo, però è tutto dimensionato, no? Cioè noi i costi di iscrizione sono bassissimi, però ci sono anche quegli quegli sponsor piccolissimi che riescono a coprirli, quindi è un po' tutto dimensionato. I problemi grandi si rapportano anche a quelli piccoli. Speriamo. Faccio un esempio, poi sforiamo un attimo l'ora, così felice che la sfori io il regista. C'è una squadra di basket di A2 che è Roseto, avendo soldi si è affiliata a una società di Roma che faceva solo giovanili,
e la Stella Azzurra di Roma gli dà 500.000 euro, tutti i ragazzi under, l'allenatore. Roseto mette lo stadio, un paio di giocatori e gli americani. Ecco, gli americani non li hanno comprati intanto, così hanno tirato già i ed questa era una delle società che caldeggiava l'azione per vedere cosa succede il prossimo anno, che magari non gli arrivino dei soldi. A questi livelli siamo arrivati, ed è il secondo campionato di basket ecco. Però mi mancava il pizzino. No? Il pizzino. Allora, chiudo con una battuta. Noi gli americani li abbiamo gratis perché sono quelli della base NATO. No, allora, Daniele, se tu sei d'accordo, Daniele Muraro, intendo conduttore, se sei d'accordo io inviterei di nuovo i nostri ospiti, quindi sia Daniele sia Fabrizio, sia anche eventualmente altri personaggi che fanno capo alla Lega Calcio Friuli Collinare, perché mai come in questo momento, secondo me, è importante far capire la vera essenza del fare sport anche a livello, soprattutto a livello locale, che dovrebbe essere, credo, valorizzata anche in altri ambiti, non solo in quello della Lega Calcio Friuli Collinare. Guarda, per me, io, come ho detto prima, le nostre porte sono sempre aperte, ci farebbe tanto piacere iniziare a dare spazio a una realtà come la Lega Calcio Friuli Collinare, chiacchierare e passare un'oretta come adesso, che sicuramente quelli che ci hanno visto da casa, che stasera alle 21:30 potranno vedere la replica su BHTV, canale 113 di digitale, sicuramente ci hanno seguito anche per capire sia come andrà la Lega Calcio Friuli, che cercare di capire che cos'è la Lega Calcio Friuli Collinare. Quindi io spero che sia Daniele che Fabrizio siate stati bene con noi in questa oretta da casa e che ci possa essere un proseguo di questa collaborazione. Guarda Daniele, ci è sembrato di stare a casa. cioè, adesso capite perché Fabrizio è il collaboratore massimo, no? Per il suo umorismo, no? Bene. Allora, assolutamente. Adesso cercheremo di capire come organizzarci dopo tramite i profili social, internet e comunicativi di entrambe sia di FVG Sport Channel sia della Lega Calcio. Daremo la possibilità alla gente di sapere quando ci potrà rivedere. Intanto ringrazio causa maestro Franco Canciani, non sono sicuro che riesca ad andare in onda alle 21:30 come scritto in sovraimpressione, perché siamo andati davvero lunghissimi e purtroppo da casa facciamo un po' fatica a gestire il palinsesto. Stasera andiamo in onda, non so bene l'ora. Questa è quindi stasera guardate dalle 8 in poi su BHTV, guardate tutte le trasmissioni che ci sono finché non arriva questa. Okay? Mi pare giusto, no? Come idea. No? Perfetto. Bene, allora prima di andare in chiusura ringrazio, partendo un attimo in senso orario, a Franco Canciani, grazie di essere stato con noi in quest'oretta. Dopo cambio per non mi viene il termine, insomma parto da vicepresidente per dopo finire con presidente. Grazie Fabrizio di essere stato qua con noi. Grazie a voi. No? E Daniele, grazie per questa oretta passata e cerchiamo di rivederci la prossima volta. No? Avevo 1000 impegni da dare in giro, però per stavolta va bene, dai. Dai, la prossima volta ti offro anche un bicchiere di vino, dai. Un bicchiere di vino virtuale va bene, dai. Ci vediamo. Grazie mille. Grazie a tutti, alla prossima. Buon pomeriggio. Benissimo, grazie, ciao. Ciao, grazie.